Sono riprese questa mattina nel tratto di mare fra Santa Margherita Ligure e Portofino le ricerche dell'armatore di origine straniera di 64 anni disperso da ieri pomeriggio. Intorno alle 13 di lunedì si trovava a bordo del suo peschereccio acquario con un uomo di 28 anni di equipaggio. Si è accorto di imbarcare acqua. I responsabili della cooperativa di servizio che riunisce gli armatori dei motopescherecci di Santa Margherita Ligure hanno chiamato la Capitaneria di Porto, che ha inviato una motovedetta ed un rimorchiatore. Le condizioni del mare sia ieri mattina che in quel momento non erano proibitive, tanto è vero che nella giornata di ieri tutti i pescherecci della flotta di Santa Margherita Ligure erano usciti in mare. All'arrivo dei soccorsi il marinaio 28enne, anch'egli di origine straniera, si è tuffato in mare ed è stato portato a terra in ipotermia. Ricoverato all'ospedale di Lavagna, è stato dimesso nella mattinata di oggi, ma l'armatore non ha seguito subito l'invito dei militari ad abbandonare la barca e, forse per recuperare alcuni documenti rimasti a bordo, è tornato verso la cabina. La barca è affondata pochi istanti dopo. Nel tardo pomeriggio della giornata di lunedì, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Genova hanno rintracciato alcuni relitti che si sono staccati e li hanno raggiunti nella speranza di trovare il disperso, ma senza esito. I pezzi che si sono staccati dal corpo centrale del peschereccio nella giornata di oggi vengono trascinati dalla corrente verso il golfo di Genova. Molto conosciuto a Santa Margherita Ligure, l'armatore disperso è un uomo arrivato in Italia 40 anni fa. Alla fine degli anni 90 aveva acquistato l'imbarcazione, condivideva con gli altri armatori il rapporto di collaborazione reciproca nella cooperativa.